Ore 7:30 del mattino, siamo a Sella di Fadalto, a cavallo fra i comuni di Vittorio Veneto e Farra dal Pago, da una parte Treviso, dall'altra Belluno e in mezzo una frana, quella scivolata giù lo scorso 16 luglio sul versante nord-orientale del Monte Prese, circa 60.000 metri cubi di rocce e sassi rotolati a valle. Dopo 45 giorni i distacchi, peraltro previsti, continuano con una certa frequenza. In settimana si è sgretolato un altro torrione. Così, scarponcini ai piedi e zaini in spalla, amministratori e consulente dei due municipi si sono messi in cammino per andare a effettuare una serie di sopralluoghi sulla cresta e sulla nicchia dello smottamento. Andare sul posto, verificare se ci sono ancora delle crepature e poi constatare anche se ci sono stati ulteriori magari franamenti di materiale. Il sentiero del Gaviolo è ancora chiuso per motivi di sicurezza. All'altezza dell'interruzione del percorso, la comitiva si è inoltrata nel sottobosco fino ad arrivare a quota 1250 metri. La spedizione ha permesso di perlustrare una vasta area a monte del coronamento della frana. I dati raccolti, georeferenziati tramite GPS, saranno confrontati con i rilievi precedenti, a propria volta oggetto di simulazioni di rischio. Abbiamo verificato che l'eventuale rotolamento anche di massi di notevoli dimensioni rimarrebbe all'interno dell'area della frana senza interessare né la strada statale né l'autostrada né le abitazioni della zona. Le case più vicine infatti si trovano a 1,4 km, ma secondo gli esperti il monitoraggio dovrà continuare sull'intero arco montuoso. Si verificano crolli diffusi in più punti e di diversa allocazione. Sarà importante secondo me continuare il monitoraggio, però con una scala diciamo che diversa, che va oltre un po' quello che è questa frana. Coinvolgendo dunque pure altri enti, anche per reperire maggiori risorse. I fondi sono scarsi, tant'è vero che anche per esempio nel caso che abbiamo alle spalle, quello della frana, qualcosa è già stato fatto, ma ci aspettiamo molto di più dalla Regione.